Eccoci qua, come già avevo annunciato precedentemente nell'ultimo mio video, che andavo a preparare la novità per quanto riguarda la curiosità delle ricette del segno per segno. Va bene? Quindi adesso daremo un po' di istruzione quali sono i piatti che amano i segni zodiacali, iniziando dal segno dell'Ariete, quindi l'Ariete a tavola. Sentite bene, intanto non dimenticate di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella delle notifiche, così non vi perderete il prossimo video, vi arriverà la notifica. L'Ariete a tavola è uno dei segni zodiacali più impulsivo dello zodiaco. Per lui la cucina è come un campo di battaglia. Le ricette veloci sono proprio le più adatte. Essendo un tipo impaziente, lo vediamo orientato su piatti poco elaborati, ma scenografa, quindi ama la scenografia. Il meglio lo dà in un grande barbecue all'aperto, con carne alla brace o pesce e tante verdure colorate. L'ingrediente da lui più usato sarà il pepe o meglio il peperoncino, visto la sua natura focosa. Per quanto riguarda i suoi gusti, dobbiamo dire che non è un tipo di grandi pretese. Sicuramente non è tipo da pranzi o cene prolungate. Come già detto, la pazienza non è la sua dote migliore. Ama i vini frizzanti e gli spumantini, quindi ama gli spumanti. Il menù consigliato se volete conquistare un ariete sarà il seguente: spaghetti al peperoncino e pinoli, hamburger a pepe con patate fritte alla pancetta, coppa di gelato agli amaretti. E questo è per quanto riguarda il segno dell'Ariete. Il Toro invece, questo è il segno che considera cucinare una cosa seria, un vero impegno. I piatti complicati lo stimolano talmente tanto da farlo sentire allegro. È un creativo nello stesso tempo e attento alle materie prime che pretende siano le migliori. L'arte culinaria la rispetta con devozione. Come invitato è abbastanza criticone e non regalerà complimenti immeritati su piatti per lui non adeguati. Preferisce una cena noiosa ma di grande qualità ad una cena divertente con un menù pessimo. Ami i vini corposi, soprattutto i rossi. Il menù consigliato per conquistare un toro è il seguente: quinche Lorraine, filetto speziato con pancetta, coppa al cioccolato. I gemelli. Allora, i gemelli, il segno dei gemelli è il più brillante e spiritoso dello zodiaco. La sua comunicativa e proverbiale vuole sempre su di sé le luci della ribalta. È per questo che non hanno molto tempo da dedicare ai piaceri della tavola. L'idea di meditare su un menù li mette di cattivo umore e difficilmente apprezzeranno un pranzo formale con molte portate. Il loro ideale sono gli happy hour con tanti antipasti, caldi o freddi, con 1000 tartine tra cui scegliere. Ama i vini bianchi. Il menù consigliato per i gemelli è il seguente: fettine di polenta al gorgonzola, involtini alla marsala e coppette di arance ripiene. Il cancro. Il cancro è uno dei segni che sa apprezzare i piaceri della tavola.
soprattutto perché è un grande goloso, perché il suo stomaco non è così forte, deve rinunciare alle quantità e optare per la qualità. Quindi le porzioni non devono essere mai abbondanti, anche se con i dolci, sua grande passione, fa molta fatica. Vedere una torta con la crema lo rianima. Come cuoco, essendo un po' pigro, non è al massimo, ma se capita la sua giornata buona, non scordiamoci che il suo segno è governato dalla luna e quindi ha un umore molto variabile e lunatico. Può fare un pranzo o una cena perfetta, dal menù all'apparecchiatura. Per quanto riguarda i vini, ama in generale i vini dolci da dessert. La sua grande passione è il Grand Marnier. Il menù consigliato per conquistare il segno del cancro: crema di peperone verde, pollo al cocco e il riso basati al rosmarino e ancora crostata alla crema di ricotta. E andiamo col leone. Il suo temperamento regale lo si vede anche quando offre ai suoi opti pranzi o cene in cui non bada a spese. I suoi cibi devono essere in ottima qualità e i suoi menù devono essere vari da poter piacere a tutti. Non è per le cose semplici e non è neanche un gran cuoco in quanto ha poca pazienza, ma i suoi opti non resteranno mai delusi perché tutto, dalle decorazioni a tavola al cibo raffinato, sarà il meglio che c'è. Come commersale non è così esigente, anzi la sua generosità lo spinge a elogiare e la sua vanità, la sua vanità tacitamente gode all'idea di non essere stato superato dalla concorrenza. Per quanto riguarda i vini, lui è il tipo che insiste molto sulla bottiglia, sull'annata e sull'etichetta e sulla necessità di accompagnare ogni portata a un vino diverso. Il menù consigliato al segno zodiacale del leone è il seguente: crema di aragosta, sformatini di spinaci, coppe di frutta e mascarpone. Andiamo alla Vergine a tavola, come si comporta. I nati sotto il segno della Vergine sono dei cuochi perfetti, ordinati, meticolosi, tanto da preparare una cena elaborata usando ingredienti anche semplici ma con un tocco in più che mai vi sveleranno. Amano il segreto. Sono discreti e modesti, ma un po' pessimisti e quindi hanno sempre una dispensa ben fornita ed sono bravissimi nel fare le conserve, sottaceti e marmellate perfette. La loro cucina è funzionale e precisa e non ama la curiosità altrui nelle sue cose. Come invitata è apparentemente senza pretese, ma in realtà è una criticona e dietro i suoi silenzi mentalmente pensa ad ogni errore commesso da chi ha cucinato. Essi sono grandi intenditori di vino e vi sanno dire tutto su un'annata che per loro è quella che conta. Il menù consigliato per conquistare il segno della Vergine è il seguente: sfornato di tagliatelle,
pollo al limone e pain perdù. E adesso andiamo per la bilancia. Come si comporta a tavola la bilancia, cosa ama la bilancia. La bilancia è uno dei segni più raffinato dello zodiaco e vorrebbe intorno a sé armonia e perfezione. La sua cucina è dunque sofisticata e con grande attenzione all'estetica del piatto. Cercherà l'equilibrio nei sapori e nei colori della sua pietanza, cercando di creare dei piccoli capolavori di gusto. I suoi menù non saranno mai abbondanti per non appesantire i suoi commensali con fastidiose indigestioni. Si dedica molto anche all'apparecchiatura della tavola, curata in ogni dettaglio e intonata al temperamento dei suoi invitati. Come opte la bilancia è a volte distratta e a volte molto critica, ama i vini rosé e i bianchi. Il menù consigliato per questo segno zodiacale è il seguente: anello di riso, polpettoncini in salsa di mele e bavarese di albicocche. E adesso andiamo a vedere lo Scorpione come si comporta a tavola. Lo Scorpione è un segno che può essere definito uno dei più passionali dello zodiaco e a tavola ama i condimenti vigorosi e anche le spezie più forti non lo spaventano. Dietro la sua tranquillità come opte si nascondono osservazioni spiritose ma taglienti. Ama le cucine esoteriche ed è tra i più turisti che potrebbe partecipare ad un pranzo indegno senza arricciare il naso. Come cuoco gli piace sorprendere i suoi ospiti, magari con una ricetta erotica. Gli piacciono le sfide e quindi sceglierà la realizzazione di piatti difficili. È un padrone di casa intelligente e saprà rendere la sua tavola più piacevole soprattutto per la sua conversazione. Gli piacciono i vini ad alta gradazione alcolica. Il menù consigliato per questo segno zodiacale è il seguente: torta di melenzane, merluzzo alle spezie e mousse di caffè. E adesso il Sagittario. Cosa ama mangiare il Sagittario? Il Sagittario si contraddistingue per il suo appetito vorace, dato forse dal suo pianeta Giove che espande. Per lui è più importante la quantità che la qualità, perché tende a pensare che tutto è buono. I suoi piatti da lui preparati eccede con il sale o con lo zucchero. Si tratta di dolci, perché adora le cose saporite e non dà gusti delicati. Odia i formalismi e non ama le cene eleganti, dove è tutto troppo perfetto. Lui è fatto più per i pranzi semplici ma abbondanti. Adora i picnic e il suo sogno è una grande merenda all'aperto, su un prato o al mare, sulla spiaggia dove si possono mangiare come si vuole quando si vuole. Ama le pizze e tutto ciò che riempie lo stomaco senza troppo impegnare il cervello. Non disdegna un buon bicchiere di vino, ma dato il suo animo ad esploratore gli piace scoprire e assaggiare anche liquori stravaganti come la vodka al peperoncino. Il menù consigliato per questo segno è il seguente: pomodori ripieni al forno, uova ai gamberetti e maionese, torta di ricotta.
Il Capricorno a tavola, vediamo il Capricorno cosa ama di più mangiare a tavola. Il Capricorno a tavola, considerato il suo innato pessimismo, considera il cibo come mezzo per immagazzinare forze e resistere alle avversità. Conosce quindi gli alimenti e le sue caratteristiche e sa quale regime alimentare usare per poter essere sempre in forma. Se deve organizzare una cena si informerà sui gusti dei suoi ospiti per poter fare piatti che piacciono a tutti. La sua cucina è una specie di laboratorio dove le dosi vengono misurate solo con la bilancia e mai ad occhio. La sua cucina è una specie di laboratorio dove le dosi vengono misurate man mano, sempre di più. Si informa sulle ricette da preparare, leggendo vari libri per poi scegliere la migliore. Nonostante il suo senso per il risparmio, quando organizza qualcosa non bada a spese per far bella figura. Come invitato è molto cortese e discreto, anche se il suo aspetto severo mette un po' di suggezione. È un grande conoscitore di vini, anche se ama più che altro i vini rossi. Il menù consigliato per questo segno zodiacale è il seguente: crema al pomodoro, rosette beef al senape e ancora pere croccanti. L'acquario a tavola. L'acquario si trova bene tra le persone e luoghi più diversi perché è un grande curioso e questa sua curiosità la applica anche al modo del cibo. Quando va in vacanza assaggerà i migliori piatti del posto perché a lui piace sperimentare. Se invitato a cena il suo sarà un menù semplice, un po' per pigrizia e un po' perché non gli piace perdere troppo tempo in cucina. Invece, come nell'apparecchiare la tavola, viene fuori la sua vena snob, in quanto gli piace alternare pezzi antichi e stoviglie moderne. Apprezza tutti i vini in genere. Menù consigliato per questo segno zodiacale è il seguente: riso alle verdure, tartere, dolci di frutta secca. E infine andiamo per il segno dei pesci, l'ultimo segno dello zodiaco, come si comporta a tavola. Il segno dei pesci si divide in due categorie. Ci sono quelle fragili e minuti governati da Nettuno e quelli più sanguigni governati da Giove. Entrambi hanno però in comune il fatto che amano le gioie della vita anche se non lo ammettono facilmente. Troviamo quindi pesci che mangiano snobbatamente e pesci che dispensano diete. Quest'ultimi affascinano molto questo segno, in quanto sono convinti di avere una salute fragile e cercano nel cibo la cura. Sono comunque persone che mangiano tutto volentieri, sperimentano con piacere le nuove ricette. In cucina non si impegnano molto in quanto non dotati di senso pratico, hanno un po' di problemi nel muoversi nel mondo dei legami. L'apparecchiatura della tavola non li preoccupa molto perché a loro piace affidarsi all'istinto. Nella scelta dei vini si fanno consigliare sempre dall'esperto di turno. Il menù consigliato per questo segno sono le taglieline al salmone, involtini di salmone e ancora mousse di cioccolato. Spero che vi ho accontentato con questo video riguardando a tavola come si comportano i segni
zodiacali. Bene, allora non dimenticate mai di iscrivervi al mio canale in modo tale che potete non perdere il prossimo video che vado a caricare. A tutti quanti voi vi abbraccio augurandovi una buona giornata. Ciao a tutti.